Prima si è parlato comunque di un numero consistente di donazioni che vengono appunto dalla provincia di Belluno, Sì, quindi c'è anche una sensibilità da questo punto di vista. assolutamente, sì, siamo a 41 donazioni che diciamo, rapportate alla popolazione sono un numero notevole e infatti ogni anno abbiamo un numero di donatori, di potenziali donatori che si iscrivono effettivamente molto soddisfacente, insomma, anche quest'anno, penso forse ne abbiate anche già parlato, abbiamo già raggiunto i 165 donatori che si sono iscritti e quindi sono dei numeri importanti che poi possono dare questi buoni risultati, insomma. Qui è sempre aperto, è sempre stato aperto anche nel periodo, diciamo, di lockdown. Sì, abbiamo rallentato nel periodo di lockdown perché innanzitutto c'era una certa difficoltà a capire come muoversi, quindi anche noi come tutti abbiamo preferito la prudenza, soprattutto trattandosi nella maggior parte dei casi di ragazzi che, come dicevo, afferiscono dalle scuole. Mi sembrava non avesse molto senso che non potessero andare a scuola e che però li facessimo venire qui per fare queste procedure. Quindi abbiamo tenuto un attimo in stand-by alcune domande che poi sono state recuperate man mano che sono state poi diciamo, chiarite le modalità di accesso all'ospedale, insomma. Adesso bisogna prenotarsi? Noi abbiamo sempre lavorato su prenotazione, proprio perché poi la tipizzazione non la facciamo noi e la dobbiamo inviare a Treviso, al laboratorio di tipizzazione di Treviso, e quindi a maggior ragione abbiamo bisogno di avere un numero preciso, perlomeno insomma, non esagerato, di donatori alla volta, insomma, da inviare per la tipizzazione. Quindi facciamo solo su appuntamento, ma di solito insomma, riusciamo ad accontentare in tempi abbastanza rapidi tutti, insomma. C'è una collaborazione, mi dicevano anche da ADMO che c'è una collaborazione anche con altre associazioni che si occupano appunto di donazione di sangue, quindi spesso si invita il donatore di sangue anche a fare il donatore di midollo. Sì, noi lo facciamo regolarmente, infatti diciamo quando ci sono delle campagne che invitano ad aggiungere questo tipo di sensibilizzazione a quella che già facciamo per la donazione di sangue, per noi è spontaneo, è venuto spontaneo diciamo nel corso degli anni perché tanti donatori ci chiedevano e perché poi sapendo che c'è già l'idoneità alla donazione di sangue abbiamo anche già una sicurezza che ci sia l'idoneità alla donazione di midollo. Quindi viene fatto abitualmente, insomma, quindi infatti la maggior parte dei donatori che abbiamo in questo periodo, che stanno diciamo, venendo in questo periodo per il follow-up post-donazione, sono donatori già di sangue e quindi siamo anche facilitati poi nelle operazioni successive. Le chiedo un'ultima cosa, spesso si fanno gli appelli, manca sangue, venite a donare sangue perché ce n'è sempre bisogno, vale lo stesso anche per il midollo? Diciamo che gli appelli devono essere fatti secondo me con attenzione a quello che si dice, perché dire certo ce n'è sempre bisogno, di questo, su questo siamo tutti d'accordo, sia sul sangue che sul midollo. Però la campagna secondo me è quella che viene fatta correttamente sul territorio con la presenza costante a ricordare c'è bisogno, non è quella che viene fatta adesso facciamo questa campagna e poi ce ne dimentichiamo per il resto dell'anno, perché questo non dà gli stessi frutti sicuramente. E lo vediamo sia con la donazione di sangue ma anche con la donazione di midollo. Insomma, noi arrivano costantemente questi ragazzi, comunque potenziali donatori, perché c'è una sensibilizzazione continua, non è legata a delle campagne, insomma, estemporanee, diciamo.